Allora, benvenuti per Zwischenberg Channel, siamo qua in diretta da Prato della Valle, adesso sono le 4:20 ma noi siamo già partiti dalle 3:50 per questo viaggio incredibile e pazzesco verso Bibbione in bici. In diretta on the road per l'evento che ci porterà a Bibbione in bicicletta. Noi qua siamo alla prima tappa Villa Pisani a Stra Venezia. Come vedete il sole sta già iniziando a sorgere, quindi non perderemo più tempo e ci daremo da fare per arrivare a Bibbione, Venezia. Bentornati in diretta qui su Zwischenberg Channel, qua siamo ad Olo, Venezia, e questa è la terza tappa. Mentre il nostro compagno di viaggio Leonardo si prepara e si ristora, noi possiamo ammirare il bellissimo panorama. Attualmente sono le 5:15, quindi non c'è ancora un cane per strada, però 5:15? sì, sì. E fa caldo. Ci vediamo alla prossima tappa. Mentre questa è Mestre, dove ci siamo fermati dopo una buonissima colazione, momenti se vomita, e adesso dopo aver preso un attimo, ripreso le indicazioni, ripartiremo appunto alla volta di Marco Polo, dove ci incontreremo tra poco. Ora sono le 6:30. Eccoci qua, sono le 7:20 della mattina, molti di voi probabilmente non si sono neanche svegliati giù dalle brande. Noi siamo già qui all'aeroporto Marco Polo di Venezia, in zona Tessera. Una bella biciclettata, un bello sforzo. Fortunatamente che se siamo persi solo mezza volta, ma mezza, perché se siamo ritrovati subito era solo un giro in tondo alla città del Cavo, cos'è a Mestre, là, petrolchimico dell'Ostia. Quanto manca, scusa? Mancherà ancora un'ottantina, novantina di chilometri fin in Bibbione, però dai, siamo matti e ora li facciamo tutti. Chi se ne frega, se no prendiamo su un aereo, dirottiamo, andiamo fin in Bibbione, tanto che c'è l'acqua pa. Buono. Eccoci qua, bentornati in diretta su Zwischenberg Channel. Stiamo proseguendo ora su una strada disconnessa che portava a una polveriera. Cosa? Questa è la mia bellissima assistente che non vedete, che mi dice quanti chilometri che faccio. Abbiamo improvvisato. Sì, una strada di fortuna, ma insomma... Perché sennò ci uccidevano se rimanevamo sulla statale. Esattamente, statale Giulia del Cavolo. Quindi adesso ci muoviamo verso Musile sul Piave per la nostra tappa del Piave. 10 km a San Donato di Piave. Esattamente. Che segna metà. Lui, per capirci, è
uno dei volti di Zwischenberg Channel che non vi ho ancora presentato, ma lo farò a breve, non vi preoccupate. Esattamente, quello dei viaggi in pratica. Solo che non avendo più la moto, che piace moto, vedremo documentari sia in bici sia in moto prossimamente su Zwischenberg Channel. Ora vi saluto perché sto per andare a sbattere contro una strada principale, quindi non vorrei essere tirato sotto da un tir e non potervi documentare l'arrivo fino appunto a Musile sul Piave e poi arrivarsi appunto a Bibbione, ecco la trasferta di la Friuli Venezia Giulia, andare a rompere i coglioni ai friuliani. Qua comunque siamo a Treviso, ve lo dico. Dall'altra parte invece del canale saremo a Venezia, quindi un po' così, vabbè. Vi saluto, sto aspettando. Ciao, a dopo. Siamo un attimo dopo Musile sul Piave, questo è il fiume Piave. No, qua siamo a San Donà di Piave. Siamo poco dopo infatti Musile sul Piave, appena detto, poco dopo. Non mi contraddire. L'acqua è molto cristallina come potete vedere, rispetto a altri fiumi tipo il Bacchiglione che abbiamo documentato, la miseria. C'è anche i sorsi nel Bacchiglione, vabbè che qua, che sarà anche qua però, manco l'acqua è cristallina. Noi siamo un po' stanchi del viaggio, ma insomma dopo 80 km è anche dovuto. Io vi lascio con questa bella vista, noi ripartiremo fra poco alla volta di appunto. Benvenuti, qua siamo a Livenza appunto e siamo con la tappa pranzo, abbiamo appena pranzato, adesso ripartiremo subito alla volta di Bibbione con le poche forze che ci rimangono. Una tappa, 35 km. Esattamente, quindi se non moriamo prima arriviamo, se non moriamo prima. Ci vediamo a Bibbione. Morti di fatica su una strada che nessuno si conosce. Dovrebbe mancare 22 km a Bibbione, quindi speriamo bene. Siamo arrivati finalmente a Bibbione dopo molte ore di viaggio, adesso sono le 7 di sera, ci siamo goduti il mare per tutta questa giornata. Io vi consiglio, se siete un po' pazzi come noi, di fare questa missione suicida per le strade attorno a Venezia e Padova e Treviso. Bene, con questo io ho concluso, vi ringrazio per la visione, mettete un mi piace o un commento e rimanete sempre connessi su Zwischenberg Channel.